Per chiudere, che altro mi dice? Perché noi ci rivedremo la settimana prossima, ci rivedremo il giorno 11. Però che succede? No, voglio raccontare, signor Rosa, una cosa che mi è successa quando o paesi ci sono un sacco di cacciatori, di gente che se ne va a caccia, no? Chissà se ce ne sono anche tra di noi qua. Facciamola proprio rapida, rapida. Sì, perché... A me mi piace andarci, ma io non sparo. Non sparo perché ho avuto una triste esperienza. Una volta sparai, spararono l'altro, un cambiavo, che cascava una cera, che partiva, che cosa è? Una pernice, che cosa è? Marvizzo. Poi sparai io, disse, che cosa è? Mi disse, che dai documento pare ragioniere. Ma come, scusi? Ma lei spara a uno così, per questo non deve andare a caccia, vabbè, comunque. Quindi io sulla scorta di questa esperienza, quando vado a caccia non sparo. Non spara, però mi metto a fare, diciamo... Siccome è anche un'occasione per fare una scampagnata, per mangiare all'aria aperta, per stare insieme, e io sono dedicato a che cosa? A rustere. Va bene, a preparare. Al barbecue. No, barbecue. No, che c'entra? Barbecue. Ma che è barbecue? Perché c'è il barbecue? Barbecue si chiama così, laddove si prepara la carne, la salsiccia, si chiama barbecue. Non fucularo. Il barbecue, è laureato. Che vogliamo fare? E allora è successo che una volta, io se ne ero tutte pari, io restai solo, stavo preparando un'insalata, cose. Poi, come spesso capita in aperta campagna, parlando sempre con il rispetto e educazione, dovevo fare 2 gocce d'acqua. Oggi è proprio giornata tipica, proprio lei oggi è così, vabbè. Non mi voleva bagnare gli scatti. Va bene, e che cosa ha fatto? Mi mise prima a cama, non tronco così. Poi sempre, ma pinnendo il ramo a testa asciutta, tutto andava a faccia. Basta. Poi mi vergognavo perché c'erano case in lontananza di là, case in lontananza, mi mettevo dietro casa e se mi vedono toccare, mettevo dietro casa e mi vedono toccare. Poi visto che c'era un muro e da sotto c'era un pezzo di pianura bella bassa, disse ora mi butto qua e faccio qua sotto. Sempre pronto, io ero già così. Va bene. Mi isai i pantaloni perché per non bagnarmi i pantaloni, ma ho usato i pantaloni fino a qua. Signor Rosa, ma abbiamo da sotto là dove mi sembrava ci fosse un prato. E invece? Erano ortichi autotanti. Diciamo che il colore era quello del prato, verde, però... Ortiche mascolini, io che causi isate fino a mascolini perché? Mascoli, che spinatanti. Va bene! Non si può capire, appena arrivai da sotto passa in cavallo prima di essere domato. Lo so, lo capisco. Signor Rosa, in mano c'avevo quello che vedevo. Fermo! Ya cominciai a ghittare saute, signor La Rosa, ma mentre ero in aria avevo un attimo di sollievo, come cascava dall'ortica, e volevo stare dall'aria, faceva che razza, in quel momento preciso... In quel momento preciso, mentre lei cercava di evitare il peggio... Non basta alla pune. E mi muzzicavo. Dove? Ci facciamo un settaraide. Dalla Rosa... che pubblico intelligente che abbiamo stasera. Dolore alle caviglie e ai poppacci. Dolore da morire. Io muzzucone da. Poi ora no per dire che pare che uno si allunga a ucca. Io già sono esagerato di nascita, lei lo sa. Ma com'è diventato? Con due muzzucone diventava una cosa mostruosa. Signor La Rosa, cominciai a gridare aiuto, 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 e vinono i miei compagni. Io non mi stavano sparando, c'avevo passo un mostro. Che cos'è? Ci credete che mi portarono a pronto soccorso nella prima farmacia del paese? Non ci traseva andare la macchina. No, guardi, che uno possa essere esagerato, vabbè. Ma come che poi il morso possa amplificare il volume, va bene, ma che non c'entrava nella macchina, no. Ve lo giuro, ma vi sta riducere come io sono ridotto bene, ma vado avanti, che abbiamo 2 minuti. Va bene. Meno male che uno di quelli che era venuto a caccia ci avevo portato la macchina che si apre di dietro, la station phone. Vabbè, station phone. Come i pantaloni non si potevano chiudere, come non potevamo portare a così al paese, mi chiudero in senza cappello, mi portarono dalla farmacia. La farmacia di una dottoressa io mi vergogno. Nel paese dove l'hanno portato c'era una dottoressa che gestiva la farmacia. Ma questa non è una donna, in questo momento questa è un medico. È vero.
dice non ti vergognare, fatti vedere. In quel momento il sesso non importa. Non importa. La donna in quel momento è un medico. Perciò io che gridavo, aiuto, datemi aiuto, chi mi potete dare, chi mi potete dare? Ma lei aveva proprio dolore. Dolore, quindi allora se chi creatura intro sa capire che mi portarono da così. Non riusciva a capire cosa ci fosse. Ma chi sto, che cosa è? Che cosa c'ha, che cosa c'ha, che cosa c'ha? Alfredo a un certo punto, ecco che cosa. E io che gridavo, chi mi potete dare, datemi qualche cosa, Alfio Calaci, che mi potete dare? Chi deve dare? Mi disse, guardi, ci posso dare 2.000 euro, misi, vitto e alloggio gratis, se non viene su te che non ha parlato. Ma io perché mi ci metto? Io perché mi ci metto? Enrico Corneli Litterio! Si sieda che adesso facciamo i saluti.